Anche quest'anno siamo giunti al tradizionale appuntamento con il prestigioso trofeo Marco Rizzotti. La regata internazionale è riservata ai giovani della classe Optimist che si disputa a Punta Sabbioni nelle vicinanze di Venezia. Nelle giornate, nei mesi precedenti, la stampa ne aveva dato ampio annuncio e anche per questa 16ª edizione l'organizzazione curata dalla Compagnia della Vela e dal Diporto Velico Veneziano è stata perfetta. Ma prima di vedere come sono andate le cose, un doveroso ringraziamento agli sponsor senza i quali la manifestazione non si sarebbe potuta disputare. Siamo nelle fasi di qualificazione di questo 16° trofeo Marco Rizzotti. Quest'anno sono state ben 19 le squadre a scendere in acqua e per la prima volta abbiamo visto anche in gara la squadra rappresentante della Francia, le 2 squadre della Polonia e la squadra spagnola. Le altre squadre in acqua sono state Italia, Slovenia 1, Slovenia 2, Slovenia 3, Austria, Turchia, Grecia 1, Grecia 2, Croazia, Ungheria e le squadre zonali come il Veneto, la Toscana e l'Umbria, il Garda, il Friuli Venezia Giulia e la Campania. Quasi 100 vele, come bianche farfalle, ondeggiano sulle tranquille acque dell'Alto Adriatico. Quasi 100 ragazzi e ragazze si affrontano in amicizia e con spirito di squadra per una delle competizioni divenuta fra le classiche della Optimist internazionale. L'organizzatore è Giampaolo Righetti. Sì, al di là dell'evento agonistico, la possibilità di offrire ai ragazzi l'opportunità di trovarsi con coetanei di tutto il mondo nel quadro di una sana competizione sportiva è certamente molto motivante ed ecco, questo fa scattare la molla di collaborazione volontaristica da parte di circa 60 persone che hanno dato il loro contributo all'organizzazione della regata. L'ideatore della regata, Bruno Rizzotti. Lo scopo che si sono prefissati i 2 circoli organizzatori, il Diporto Velico Veneziano e la Compagnia della Vela, è quello di creare per i giovani di Europa e speriamo in futuro per i giovani del mondo un grande appuntamento per tutti i giovani velisti che vogliono cimentarsi nella grande vela agonistica che consente vie più di accrescere in loro la passione per il mare e che si spera li possa accompagnare per tutto il resto della loro vita. Come da tradizione, oltre al trofeo Rizzotti, si assegneranno anche la Coppa Castorama, riservata alla miglior squadra zonale, e le attestazioni Panathlon alle squadre che terranno il miglior comportamento a terra e in mare. I campi di gara sono 2. Le condizioni atmosferiche non sono tra le migliori. Anzi, in alcuni frangenti, la pioggia, unita alla scarsità di vento, addirittura surclassato dalla velocità delle correnti marine, ha costretto gli organizzatori a sospendere le gare.
I concorrenti quindi faticano più del dovuto contro le avverse condizioni e sono favorite più le qualità strategiche che quelle agonistiche. Ma ciò nonostante, la competizione rimane sempre interessante e godibile. Sul campo di gara giallo, già dai primi flight si delinea abbastanza bene una leadership con la squadra dell'Italia che si aggiudica nella prima giornata 5 punti, seguita da Toscana e Croazia con 4 punti e da Grecia 1 con 3 punti. Sul campo rosso, Veneto e Slovenia 2 conducono con 4 punti, seguite da Grecia 2 e Campania con 3 punti. Alla fine della seconda giornata, la più penalizzata a causa della lunga sospensione della gara, la classifica rimane pressoché immutata. Come già detto, il tempo inclemente ha fatto ritardare molto la competizione, lunghe attese, un po' di preoccupazione da parte degli organizzatori, ma poi è andato tutto per il meglio ed è stato possibile completare un numero sufficiente di voli e poi le squadre sono tornate a terra, dove le operazioni sono state un po' accelerate perché questa sera è stata riservata una serata tutta particolare per i ragazzi. Alla spicciolata e con un po' di ritardo rispetto alla tabella di marcia, gli ospiti guadagnano il battello speciale che da Punta Sabbioni li porterà nella bellissima città di Venezia. Anche se incombe ormai il buio, non possono mancare le foto ricordo. È una tiepida serata, allietata dalle orchestre che in questa stagione si esibiscono per la gioia dei turisti. In piazza San Marco, il salotto buono di Venezia, ad attendere le squadre il presidente dell'associazione Piazza San Marco, Gigi Bacci. The St. Marco Square Association, guardian of the traditions and culture of the Marciana area, give to all you the welcome in this historical square, heart of the millenarian Marine Republic of Venice. Venice, for its own tradition and culture, has been always open to all peoples and all religions. For this we are very happy to have here you as our guest. Dell'associazione Piazza San Marco, Gigi Bacci. Grazie.
È l'ultimo giorno di regate. La stanchezza è ormai visibile, i movimenti non sono scattanti, gli occhi non ancora abbastanza svegli, ma il mare chiama, anche se pure oggi le condizioni atmosferiche non promettono nulla di buono. Si percepisce un senso di scoraggiamento, ma serve ancora un ultimo sforzo per aggiudicarsi i premi. È una lezione di vita, un allenamento che si farà sempre più impegnativo nel corso degli anni. Luca, un'altra. No, io cambio posto, non ci sto. Le regate partono regolarmente, ma come forse era un po' prevedibile, come per una strana magia, il vento cala completamente e il mare assume un aspetto irreale, fantastico. It's easy to see what is going on. We are without wind, waiting for some. È facile vedere quello che sta succedendo. Siamo senza vento e aspettiamo che succeda qualcosa dopo tanti problemi. Ora speriamo che il sole incrementi la temperatura e faccia muovere la brezza marina. Abbiamo 2 ore di attesa e per ora niente è perduto. Noi aspettiamo e speriamo. We wait and we hope to do something. Vento, vento! A questo punto il comitato di gara decide di sospendere la competizione e tutti rimangono in attesa. I coach ne approfittano per le ultime istruzioni. E mentre si preparano i panini, all'improvviso le nuvole si diradano. Ricompare il sole con il riscaldarsi dell'aria, ritorna pure il vento e la gara riprende con la soddisfazione di tutti. Alla fine dei round robin la classifica finale rispecchia le aspettative e la fama delle squadre presenti, con Italia e Toscana alla testa di Grecia 1 e Croazia sul campo giallo, mentre sul campo rosso Veneto e Slovenia 2 sono seguite da Grecia 2 e Campania. Sono queste le squadre che gareggeranno nella semifinale e nella finale. Manca ecco, segnale della partenza, uno scontro decisivo tra la Toscana e il Veneto che ricordiamo fino alla penultima giornata guidavano in seconda posizione a pari punteggio. Il capitano della squadra toscana, che è il rappresentante del Lago Trasimeno, Lorenzo Carloia, cercherà ovviamente di avere la meglio sulla squadra di casa, che è quella del Veneto, capitanata da Pier Filippo Barison, che però chiaramente cercherà di difendere i colori di casa fino all'ultimo. Manca pochissimo la linea d'arrivo di questo scontro avvincente. La lotta è sempre tra l'imbarcazione V4 e 3, cioè tra l'imbarcazione Toscana e Veneto. Il giovanissimo Valacchi, il toscano,
e Nicola Zennaro invece per il Veneto si stanno avvicinando alla linea del traguardo. Il gioco di squadra adesso deciderà chi deve temporeggiare, se così si può dire, e chi invece tagliare per primo il traguardo. 59,74, l'imbarcazione toscana taglia allora per primo Valacchi, primo, secondo un'altra imbarcazione toscana 59,74, al terzo posto 55,24 per il Veneto, quarto 59,41 Toscana, 51,90 per il Veneto, ancora un'imbarcazione veneta 60,41, 54,50 per il Veneto, 59,16,5 per la Toscana. Momenti elettrizzanti, i ragazzi sono pronti a dare il meglio di loro stessi. Ecco il segnale di partenza. Nella semifinale per il terzo e quarto posto, bellissima la vittoria della squadra veneta su quella di Slovenia 2 Piran. La squadra capitanata da Pierfilippo Barison con Giovanni Pelliccioli, Marta Prosdocimo, Nicola Zennaro e Alessandro Pavanati si impongono infatti sui ragazzi di Slovenia 2. Un ottimo risultato e una grandissima soddisfazione per il loro allenatore Ivano Cerini. È partita la finale. Si portano subito al comando le imbarcazioni E3 di Valentino Valacchi, tallonata da quella di Victor Candotti, E5 sempre per i colori della Toscana. Subito dietro vediamo il giovane Fabio Zeni su N1 per i colori della squadra azzurra. Nello scontro di ieri fra Italia e Toscana era stata la squadra zonale ad avere la meglio, la squadra accompagnata in questa 16ª edizione del trofeo Marco Rizzotti dal coach toscano Marcello Meringolo. Subito dopo Valentino Valacchi gira il 59,74, il capitano della squadra toscana che è Lorenzo Carloia, 57,31 però era interno boa. 57,31 è l'imbarcazione della nazionale. Valentino Valacchi si sta prestando a virare anche la boa di poppa, tallonato da 59,41. Valentino Valacchi, ricordiamo, ha prua E3 per i colori della Toscana, seguito da E2 che è Matteo Confaloniere, anche lui portacolori di La Spezia, perciò della zona toscana. In terza posizione 59,61 che è l'imbarcazione invece della squadra azzurra. N1 è Fabio Zeni. Fabio Zeni, ricordiamo, corre per i colori della Fraglia Vela di Riva, ma è desenzanese. Fabio Zeni sta passando adesso, seguito da 60,47 Alessio Spadoni, N5 per cui l'altra imbarcazione del team azzurro, 57,31. Ha virato adesso, N2 è Matteo Giorgi, toscano, ma si è selezionato per correre con la squadra azzurra. E 5 Victor Candotti ha passato adesso per la Toscana, 59,74, si appresta adesso a virare, seguito da 59,84 N3 che è Luca Dubbini, madernese, gardesano, e corre per la squadra della nazionale appunto. Mancano pochissimi metri all'arrivo, la tensione è ancora aumentata ovviamente. Valentino Valacchi, che aveva preso il comando del gruppo, si è rallentato, diciamo, sta aspettando i suoi, sta incitando i suoi. 60,47 Alessio Spadoni, N5 per i colori azzurri, ha preso la testa del gruppo, tallonato da E3 sempre il giovanissimo Valentino Valacchi, dietro 59,74. Ci stiamo avvicinando all'arrivo, in testa sempre le due imbarcazioni Alessio Spadoni e Valentino Valacchi. Siamo veramente alle ultime battute, il gruppo si è ricompattato. I giovanissimi timonieri stanno aspettando mosse e contromosse, li vediamo tutti molto vicini. 59,74, 59,84 è coperta in questo momento, 57,31, N2 si appresta a tagliare.
Ed è proprio Matteo Giorgi a tagliare per la squadra italiana, seguito da Valacchi per la squadra toscana e poi ancora Spadoni, Dubini e Zeni per il team azzurro. Chiudono con Falonieri e Candotti, mentre Carloia fa la penalità che gli è stata data pochi metri prima della linea del traguardo. Con questo risultato, con la vittoria di Giorgi, il terzo posto di Spadoni, il quarto di Dubini e il quinto di Zeni, l'Italia si aggiudica la vittoria alla Trofeo Rizzotti per il terzo anno consecutivo, mentre un eccellente secondo posto per la squadra toscana e la vittoria al Trofeo Castorama. Io non faccio commenti sull'andamento della regata. Voglio dire che ormai il Trofeo Rizzotti è una regata che fa parte della classe Optimist, cioè è diventata anche una nostra regata. Pertanto ci sarà sempre il massimo appoggio da parte dell'Associazione Italiana Classe Optimist. Per fortuna abbiamo fatto un buon finale grazie anche a questo vento che ci ha salvato, direi, che è entrato deciso, e i nostri ragazzi un pochino più pesanti di altri sono riusciti a regatare veramente bene, hanno tirato fuori la tecnica. Sì, perdere a pochi metri dal traguardo non è stato bello, ma sportivamente credo che ci è mancato qualche cosa, soprattutto all'ultimo. Comunque credo di dover ringraziare i 5 ragazzi che facevano parte della squadra toscana. Bene, quando si hanno 3 giorni a disposizione per tutte le regate, ma il vento prende la strada sbagliata e non ti aiuta, io penso che la cosa migliore sia effettuare il minimo delle regate necessarie, cosa che abbiamo fatto. Fue muy divertido, me gustó mucho. A veces nos sorprendió la lluvia y el poco viento, pero es una experiencia bonita. Sí, el próximo año podemos venir, vendré, y este año yo creo que ha estado bastante bien, solo que hemos tenido un poco de mala suerte con el tiempo y ya está. Que ha sido una experiencia muy bonita y que me ha servido mucho para entrenar. Io direi che il livello era abbastanza alto, più degli anni scorsi, e praticamente il risultato direi che è giusto. A nome della Compagnia della Vela e del Diporto Velico Veneziano desidero dare a tutti voi il benvenuto alla cerimonia di chiusura di questa 16ª edizione del Trofeo Marco Rizzotti e della 7ª Coppa Castorama, una delle manifestazioni più attese da tutti i timonieri della classe Optimist e dai loro accompagnatori. Tutte le squadre sono chiamate sul palco a ricevere la medaglia ricordo. Ed ora è il momento delle squadre premiate. Al terzo posto si è classificata la squadra che rappresenta, lo sappiamo tutti, la squadra che rappresenta il Veneto. The regional team of the Veneto. E con Pierfilippo troviamo Giovanni Pelliccioli, Marta Prosdocimo, Nicola Zennaro e Alessandro Pavanati. Al secondo posto troviamo la squadra toscana. Giorgio Lauro will award the prize to the second team, that is Tuscany, with Lorenzo Carloia, Matteo Confalonieri, Valentino Valacchi, Roberto Ruffino, Victor Candotti and the coach Marcello Meringolo. E chiamiamo i vincitori di questa 16ª edizione del Trofeo Rizzotti. The winner of this edition is the Italian national team with Fabio Zeni, Luca Dubini, Matteo Giorgi, Luca Nassini e Alessio Spadoni.
The coaches Marcello Turchi e Massimo Giorgianni. Consegnato da Bruno Rizzotti. Perciò richiamiamo la squadra della ragazzi che si sono battuti fino all'ultimo con la squadra italiana nella finale per il primo e secondo posto e si sono aggiudicati la Coppa Castorama. This is a special prize for the team that behaves better ashore, and this is Spain. Atendido que vosotros se has portado bien en tierra. Poland #1 team, the better behavior on the water. La cerimonia conclusiva è giunta al termine. La Maina Bandiera dà l'appuntamento al prossimo anno per il 17° trofeo Marco Rizzotti.